La richiesta è corale, accomuna tutte le liste di opposizione a Palazzo Rosso. Il primo cittadino di Belluno deve prendere atto che la sua amministrazione si è incagliata, non è trasparente, non chiarisce, è immobile rispetto ai grandi, così come ai piccoli ma significativi problemi della città. Per questo al prossimo Consiglio Comunale saranno chieste le dimissioni del sindaco. Il documento è al vaglio dei capigruppo e dei consiglieri delle liste di opposizione a Palazzo Rosso che nel pomeriggio hanno incontrato la stampa. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è il contestato progetto in lab, ma nel calderone finisce tutto, dai 500.000 euro promessi per il Nevegal, di cui non c'è traccia di variazione dal bilancio, al restauro delle Gabelli, di cui i consiglieri da mesi non hanno novità, dai progetti per i grandi contenitori culturali alle opere pubbliche, al non avere mantenuto fede all'impegno di non andare al massimo ribasso negli appalti delle opere pubbliche che alla resa dei conti si sono incagliate, come è accaduto per il restyling del piazzale della stazione ferroviaria. La città è ferma, qualcuno, anche diversi cittadini ce lo chiedono. Tentiamo la strada di chiedere le dimissioni. Se avesse un po' di onore e di dignità, forse un passo indietro lo farebbe e darebbe un po' di respiro alla città che è sostanzialmente morta. Parole pesanti come macigni, quelle dei consiglieri di opposizione, da Paolo Gamba del gruppo Bellune di Tutti a Fabio Bristot, gruppo misto, Francesco Pingitore, Patto per Belluno, Luciano Dapian, Lega e Raffaella Damiano di Obiettivo Belluno. Della partita anche il PD con Paolo Bello, oggi assente per motivi di lavoro. È un'amministrazione che ha circa 9 milioni di avanzo di amministrazione, di cui oltre 4 spendibili, e non li impiega per opere strategiche a beneficio dell'intera cittadinanza. È un'amministrazione che va bocciata su tutta la linea. Ma noi denunciamo la poca trasparenza e soprattutto direi la mancanza totale di programmazione. Cioè qui navighiamo a vista, arriviamo al secondo mandato e siamo totalmente allo sbando.